Prego, consigliere. Grazie. Assessore, forse, se Scusa, Pustetto potesse... sta rispondendo l'assessore, quindi per cortesia. No? Grazie. Approfondendo questo istituto della carta famiglia, sul quale abbiamo concentrato anche in fase di finanziaria delle risorse, delle poche risorse disponibili per gli interventi sul sociale, ci siamo accorti che i servizi, i benefici che questa carta per ora ha attuato sono l'intervento a sostegno delle famiglie bisognose per la riduzione dei costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica come primo punto, e poi degli interventi nella misura di alcuni sconti su alcuni esercizi commerciali per il quale c'è un elenco. Fondamentalmente la carta famiglia si occupa di queste due attività. Ci siamo però anche accorti che ci sembra di capire che nel regolamento che assegna i contributi, gli sconti per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, sembra non essere tenuto in considerazione la casistica in cui delle famiglie abbiano installato un impianto fotovoltaico e usufruiscano dei benefici tipo scambio sul posto o altri interventi che erano stati predisposti secondo altre normative, che consentono alle famiglie di tendenzialmente non avere costi sull'energia per quanto riguarda le bollette. Quello che accade però è che le bollette della luce vengono comunque consegnate e sono reali, e i rimborsi vengono effettuati secondo altre modalità. Allora noi ci chiediamo se si è pensato o se si ritiene di verificare l'opportunità di dare questo beneficio anche a chi in realtà non sostiene i costi per l'energia elettrica. Siccome le risorse non sono disponibili in larga misura, forse si potrebbe fare in modo che questi benefici vengano dati a chi veramente ne ha bisogno. Grazie. Bene, grazie. Parola all'assessore. In merito all'interrogazione della consigliera Elena Bianchi, la risposta è questa. Carta famiglia è una misura per promuovere e sostenere i nuclei familiari con figli a carico. Non va intesa come sostegno economico per famiglie più bisognose. Difatti la soglia ISEE è comunque di 30.000 euro. L'installazione dei pannelli fotovoltaici è un oneroso investimento ecologico utile non solo per la famiglia che lo acquista, ma per tutta la collettività, che beneficia della produzione di energia pulita, e per questo motivo si è ritenuto di ammettere al beneficio energia elettrica di carta famiglia anche chi avesse installato tali dispositivi. Conseguentemente le indicazioni date ai comuni, delegati alla raccolta e all'istruttoria delle domande, sono state di ammettere a contributo le richieste con fatture relative al consumo di energia elettrica a debito. Ciò significa che quando la situazione meteorologica è favorevole si consuma l'energia autoprodotta senza gravare in alcun modo su carta famiglia, mentre quando il tempo non consente di autoprodurre energia la si preleva dalla rete, la si paga e per quella spesa si è ammessi a beneficio. Oppure, se si aderisce al citato meccanismo scambio sul posto, come si evince dal sito ufficiale del gestore servizi elettrici, anche quando la situazione atmosferica non permette di produrre energia, la si preleva dalla rete a compensazione. Resta la parte di energia che si cede alla rete quando le condizioni sono particolarmente favorevoli, che viene pagata dal gestore solitamente una volta all'anno. Anche in questo caso non si è ritenuto di detrarre questo importo dal contributo di carta famiglia, in quanto si è reputato che si trattasse di somme da intendersi a parziale ristoro dell'investimento fatto. Una diversa interpretazione rischierebbe di penalizzare le famiglie più virtuose che hanno investito nelle fonti di energia rinnovabile. Come è stato fatto comunque in fase istitutiva del beneficio e nei successivi momenti di verifica, sono comunque pronta a prendere in considerazione tutte le osservazioni che saranno pervenute o che perverranno nel momento in cui il beneficio energia elettrica di carta famiglia sarà riconsiderato.
Grazie, prego consigliera Bianchi. Sì, soprattutto rispetto all'ultima parte, diciamo che sono parzialmente soddisfatta. Diciamo che è stato scelto di dare questo contributo alle famiglie in generale, basandosi sull'energia elettrica. Forse magari ci sono altre utenze che potrebbero essere prese in considerazione e che potrebbero essere di maggior diffusione.